relatori. Per quanto riguarda il prossimo intervento, che dovrebbe essere l'architetto Massimo Foccardi, giusto? Sì. Dell'unità di progetto per il sistema informativo territoriale e la cartografia della Regione del Veneto, che parlerà delle iniziative appunto della Regione per la cooperazione applicativa in ambito del progetto Sigmater. Prego. Grazie, procedo subito con quello che sarà nell'intervento la presentazione di quello che è stato per noi, come dire, l'approccio e la strada che abbiamo seguito partendo da quelle che sono le informazioni territoriali di cui disponiamo e gestiamo, con l'ottica di riferimento di un progetto Sigmater che è già partito, come si diceva prima, alla fine degli anni 90, ma soprattutto per gli aspetti poi di questo percorso di avvicinamento che ha visto una sinergia tra le due componenti, quella dei sistemi informativi e quella dei sistemi informatici, cioè laddove queste due componenti comunque dialogano assolutamente tra di loro. Per inquadrare il tema, già da subito quello che può essere definito nella pubblica amministrazione digitale, le amministrazioni cooperano tra loro, cioè utilizzano tecnologie dell'informazione e comunicazione garantendo l'accesso alla consultazione, la circolazione, lo scambio di dati, informazioni e l'interoperabilità dei sistemi. Allora, questo è il grande tema di cui si discute. Poco prima se ne accennava, dando riferimento e esaltando quello che poi nella logica del codice di amministrazione digitale è stato comunque istituzionalizzato, per dare, come dire, spessore agli aspetti della cooperazione istituzionale che tra l'altro tra il livello statale, quindi rappresentato dai Ministeri dell'Agenzia delle Entrate del Territorio, così come abbiamo sentito prima, e il livello locale, quindi regioni e enti locali, rappresenta senza dubbio quello che ho definito un percorso per la ricomposizione informativa delle basi territoriali. Basi territoriali che quindi hanno senz'altro una valenza trasversale rispetto a tutte le filiere tematiche di cui si è discusso anche fino a prima, l'edilizia, il catasto, dati territoriali, fiscalità, che quindi rivestono particolare importanza ai fini del quadro conoscitivo del territorio. Gli aspetti della gestione del governo del territorio quindi ancora sono, come dire, preminenti nella logica dell'organizzazione delle informazioni e nella possibilità dell'interscambio delle informazioni stesse. L'informazione quindi geografica, se ne accennava, si è sviluppata in un contesto caratterizzato così da tre fattori. La chiusura dell'attività di intesa GIS, di cui prima si è fatto riferimento, e le due aspetti fondamentali, l'introduzione del codice dell'amministrazione digitale e la presentazione della direttiva Inspire. Velocemente, questa slide rappresenta cosa volevo dire? Cioè la prima esperienza italiana significativa e proficua di collaborazione che c'è stata tra i soggetti cartografici pubblici, cioè gli organi cartografici dello Stato, regioni, province autonome, anche se le regole tecniche prodotte non avevano carattere di cogenza. Quindi andiamo alla cogenza normativa con il passaggio che c'è stato del codice dell'amministrazione digitale, che definisce cosa? Il quadro giuridico di riferimento, quindi per la disponibilità e la gestione dell'accesso alla trasmissione e la conservazione e fruibilità dell'informazione in modalità digitale. E soprattutto poi istituisce il Comitato Regole Tecniche. Prima si era dato un accenno sulla operatività che c'è stata all'interno appunto della gestione del Comitato per le Regole Tecniche, che ha prodotto, a seguito appunto della pubblicazione del decreto ministeriale del novembre 2011, le regole tecniche sui dati territoriali. E poi la direttiva Inspire, anche questa è ovviamente importantissima per ciò che riguarda la gestione dei dati territoriali che vengono archiviati e resi disponibili, conservati a livello più idoneo.
Velocissimamente gli aspetti legati al codice di amministrazione digitale con 3 articoli di importanza per quello che ci riguarda: la fruibilità del dato, i dati territoriali e la base dati di interesse nazionale. Allora qui in maniera molto sintetica il riferimento per quanto riguarda la fruibilità del dato, l'aspetto legato al dato territoriale che si intende qualunque informazione geograficamente localizzata, l'istituzione poi del Comitato Regole Tecniche e la base dati di interesse nazionale, cioè l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni. Il riferimento poi con l'introduzione del decreto legislativo del 159 del 2006, laddove rientra tra dati territoriali la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del Territorio. Se ne è fatto riferimento prima, quindi tralascio l'aspetto diciamo di lettura. Per quanto riguarda la normativa INSPIRE, ovviamente istituisce l'infrastruttura dati territoriali e si inserisce quindi nel quadro delle politiche nazionali comunitarie che promuovono lo sviluppo delle infrastrutture dati territoriali. Quindi la Regione Veneto, sulla spinta qui di questo aspetto normativo e la coerenza con le attività che aveva e che ha ovviamente svolto, ha istituito la propria infrastruttura dati territoriali, che si allinea alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, si allinea ai principi di INSPIRE e nasce proprio per garantire interoperabilità e l'accessibilità dei dati territoriali in un'unica piattaforma condivisa. Altro riferimento per quanto riguarda la Regione del Veneto, non possiamo dimenticarci della legge urbanistica, norme per il governo del territorio, la legge 11/2004, conosciutissima ormai da parte di tutti i comuni, laddove nell'articolo 2 fa riferimento all'utilizzo del sistema informativo territoriale unificato e accessibile, fa riferimento alla cartografia tecnica regionale sull'uso appunto, l'utilizzo sugli strumenti urbanistici comunali, ma poi fa un riferimento dando alla Giunta, incarica alla Giunta di individuare, per quanto riguarda il quadro conoscitivo, condizioni e modalità per lo scambio e l'integrazione dei dati e informazioni. Quindi ancora una volta l'aspetto della condivisione del dato e la possibilità che questo dato venga utilizzato e sia utilizzabile è nel corpus normativo regionale. Vado velocissimamente per quanto riguarda i dati presenti nella nostra infrastruttura, che riguarda sia il patrimonio cartografico che una serie di dati multidisciplinari conosciuti come quadro conoscitivo, resi disponibili per la pianificazione urbanistica e territoriale. Sono 450 risorse informative che riguardano una pluralità di settori e di queste almeno 330 sono di tipo geografico. Per rendere poi disponibilità di questo dato e la fruibilità da parte di tutti, è stato organizzato quindi il geoportale regionale come punto di accesso online al patrimonio informativo dell'infrastruttura. Ma per dare un piccolo riferimento alla questione della prima possibilità di utilizzo dei dati catastali che avevamo a disposizione quindi per poter verificare i limiti amministrativi comunali, col decreto dirigenziale del 2010 è stata istituita una procedura dando una indicazione affinché i comuni procedessero alla verifica dei propri limiti amministrativi rispetto a cosa? Rispetto alle indicazioni riportate nella Carta Tecnica Regionale, affinché si potesse il più possibile aggiornare quel limite in virtù degli aspetti territoriali di competenza. Sono stati appunto inviati a tutti i comuni i limiti identificati secondo appunto la mappa catastale e una verifica fatta anche con le ortofoto, affinché con procedura poi di condivisione e sottoscrizione di apposito verbale tra comune e comune questo limite fosse condiviso.
Ma rimanendo sul tema che è in discussione, quindi l'informazione territoriale e la cooperazione istituzionale, va citato senz'altro il primo passo d'approccio che abbiamo fatto verso l'Agenzia del Territorio, laddove con la nostra delibera del 2010 abbiamo attivato una convenzione con l'Agenzia stessa per diventare nodo di interscambio dei dati catastali verso gli enti locali della Regione. L'iniziativa, come vi accennavo prima, è stata attuata con la stretta collaborazione delle due strutture che seguono l'evoluzione appunto della materia, la parte che ha il suo riferimento per quanto riguarda i servizi di interoperabilità, quindi i colleghi della direzione sistemi informativi, e ovviamente noi come unità di progetto siti e cartografia, gestendo l'infrastruttura dati territoriali, potremo poi, nell'aspetto appunto delineato del progetto da sviluppare, allineare le basi catastali una volta organizzati secondo le specifiche tecniche, le caratteristiche di qualità del nostro sistema territoriale. Ad oggi, quindi come esito di quella convenzione, è stata conclusa la sperimentazione, con esito ovviamente positivo, e la Regione ha provveduto a comunicare all'Agenzia del Territorio tramite l'effettiva fattibilità dell'interscambio tramite appunto la cooperazione applicativa. E quindi l'Agenzia del Territorio ha abilitato la Regione del Veneto all'iscrizione ai servizi di download per tutti i comuni del territorio veneto. Per cui l'approccio verso Sigmater ormai è cosa già, come dire, di un traguardo abbastanza a breve. Un breve accenno per quanto riguarda il progetto Sigmater, anche se poi avremo nelle relazioni che seguono la descrizione più precisa, è la definizione quindi di uno standard di interscambio basato sulla cooperazione applicativa e fornisce un insieme di servizi, che li leggete, per la fruizione delle informazioni da parte degli utenti finali, cittadini ed imprese. Il cuore quindi del progetto è il sistema dell'interscambio tra l'Agenzia del Territorio e ovviamente poi le regioni e la regione verso i comuni. Per quanto riguarda l'aspetto appunto di dettaglio dei processi che si sono valutati all'interno della Regione Veneto dopo l'esperienza che vi ho accennato, si delinea quindi lo scenario di poter sviluppare la nuova fase del progetto Sigmater all'interno comunque nell'ambito del Centro Interregionale dei Sistemi Informativi Statistici e Geografici, il CISIS di Roma, proprio perché il progetto doveva svilupparsi nella sua fase evolutiva con la condivisione il più possibile delle regioni italiane. Il progetto appunto si basa anche su una serie di azioni che già il CISIS attraverso il proprio Comitato Permanente Sistemi Geografici ha sviluppato, sono accordi quadro di cooperazione interregionali, attività di cooperazione tra le regioni, ma soprattutto nella logica e nella filiera della continuità dei risultati ottenuti dalla prima fase iniziale del progetto Sigmater. L'ho chiamato primo partenariato. Perché? Perché poi vedremo la fase evolutiva. Quindi è importante l'aspetto di coordinamento, soprattutto nella logica del CISIS, nato appunto come dire, efficace strumento di organizzazione e coordinamento delle regioni, e laddove è stato istituito il Comitato Permanente per Sistemi Geografici, sul quale appunto noi partecipiamo, per svolgere delle attività che brevemente scorro per dare, come dire, riferimento a tutto quello che è stato svolto negli ultimi anni, ma non solo questo. Gli accordi interistituzionali che si sono svolti appunto tra il CISIS e gli enti di riferimento, e uno degli aspetti più come dire,
interessanti e fondamentali nell'evoluzione che c'è stata dei vari gruppi di lavoro poi confluiti all'interno del Comitato per le regole tecniche, con la parte diciamo di normativa tecnica cogente, che è diventata gli strumenti ai quali appunto noi dobbiamo senz'altro rendere come riferimento per le attività di cui vedete esposte. Ecco perché il riferimento del progetto Sigmater sviluppato all'interno del Comitato interregionale trova una sua, come dire, più naturale svolgimento, perché interessa ovviamente 13 regioni e non più le 6 e le 7 del primo partenariato, perché se ne sono aggiunte altre 6, quindi si costituisce un gruppo di regioni, una massa critica poi anche per gli aspetti che ci saranno evolutivi del progetto stesso e della possibilità di colloquiare poi con l'Agenzia in merito alla evoluzione del progetto stesso, che ha una fase operativa come dire, orizzonte temporale da svolgersi in 30 mesi, che quindi rafforza delle funzioni di acquisizione e utilizzo del dato catastale e digitale, fornendo quindi all'utenza dei servizi di tipo avanzato, sempre di tipo cartografico catastale, ma soprattutto poi svolge anche un'azione di integrazione delle informazioni catastali fornite dall'Agenzia con quelle territoriali prodotte dalle regioni e dagli enti locali. E quindi il riferimento prima alla nostra gestione di tutte le informazioni territoriali di cui vi ho dato brevemente notizia, che appunto di cui la Regione dispone, diventa fondamentale poi per la loro interazione con le informazioni catastali fornite dall'Agenzia. Poi per quanto riguarda la governance del sistema, sono suddivise tra quella tecnica e strategica per quello che riguardano i sistemi di gestione. La Giunta regionale quindi ha deliberato l'adesione a questo progetto, ovviamente sulla spinta di quelle che sono state le evoluzioni, i progressi e le verifiche che noi abbiamo fatto relativamente alla possibilità dello scambio delle informazioni e pertanto nella prima fase, considerando la prima annualità che si è avviata quest'anno, per quanto riguarda le nuove regioni aderenti al partenariato, per quanto riguarda la Regione Veneto, appunto, sono state avviate le attività per lo start-up di quello che diventerà il centro servizi regionale, che è cosa? Una struttura operativa composta appunto da macchine, collegamenti, server e quant'altro per l'hosting delle componenti che fanno parte del sistema Sigmater. Arrivo velocemente alle conclusioni dando alcuni spunti per quanto riguarda la posizione della Regione Veneto in merito all'evoluzione del progetto Sigmater e di come lo stiamo in qualche maniera portando avanti. Considerando che la Regione può svolgere il ruolo di intermediario strutturale per il sistema di interscambio, affinché appunto possa attuarsi e permettere la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi fra Agenzia Territorio Regione e Regione e enti locali, e quindi all'erogazione di quelle che sono le applicazioni sviluppate nell'ambito del progetto Sigmater. La considerazione che il livello regionale rappresenti quello che può essere la giusta scala per compiere investimenti in tema di interoperabilità nasce da quale considerazione? Che sviluppo e gestione di un dominio di cooperazione, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale, per l'impianto, i costi e il sistema gestionale che questo ha, non è economicamente realizzabile da parte di enti locali minori, quindi ci riferiamo ovviamente alle entità riferite come comuni. E nella strutturazione di un sistema di servizi applicativi che sfruttino quindi una piattaforma per la cooperazione, vanno prese in considerazione le esigenze del territorio, che quindi sono estremamente conosciute da parte della Regione per gli aspetti territoriali di riferimento di ogni singolo ambito
e della conoscenza territoriale che la Regione Veneto ha nell'ambito di gestione dei propri sistemi informativi. L'opportunità quindi sarebbe quella di individuare, come per la gestione dei sistemi informativi locali, quelli che sono definiti i centri servizi territoriali, che usualmente sono costituiti da aggregazioni di comuni, ovviamente comunità montane, province, le cui funzioni, quindi oltre alla gestione del sistema informativo, si applicano anche, come dire, con la capacità di fornire poi quello che deve essere il supporto e la consulenza dei temi territoriali e per l'analisi dei prodotti da questi servizi. Questo in grandi linee è quello che in realtà sono, come dire, quello che è stato l'approccio di avvicinamento verso il sistema della condivisione del dato catastale, le analisi che sono state svolte all'interno della Regione in merito a condivisione di prodotti già in qualche misura disponibili da parte delle prime regioni che hanno aderito al sistema Sigmater, la possibilità quindi di approcciarci alla stessa come dire, sistema gestionale nella logica evolutiva dei sistemi informativi. Io vi ringrazio, lascio la parola al mio collega Ingegner Boer, che ci darà la visione per la parte informativa di quello che è il sistema di interscambio e di collaborazione. Grazie. Buongiorno, allora visto che siamo un tantino in ritardo cercherò di andare più veloce, di saltare magari alcune cose che già sono state affrontate e già ampiamente insomma, presentate. Io vi devo parlare in particolare di cooperazione applicativa, quindi è un tema un po' diverso rispetto a tutti gli argomenti che sono stati trattati fin qui e cercherò quindi di entrare un po' più nel dettaglio di che cos'è la cooperazione applicativa e di perché è così importante per far parlare i sistemi informativi in generale tra di loro e quindi anche nel caso specifico in esame dove parliamo di dato territoriale e catastale in particolare. Questa legge è già stata citata, ripresento questa slide solo per dire come già nel 2004 si parlasse di sistemi informativi e informatici diversi, gestiti da soggetti diversi, che però magicamente in qualche modo dovevano parlare fra di loro. Questa cosa il legislatore l'ha scritta sulla norma, poi però tocca a noi tecnici fare in modo che le cose funzionino. Anche il codice dell'amministrazione digitale, anche questo articolo è già stato citato, se ben ricordo, il dato catastale è un dato di interesse nazionale, però ogni ente che lo utilizza deve quindi utilizzare lo stesso dato, deve farlo circolare e qui c'è un elemento in più rispetto a quello che si era detto prima, cioè il tutto deve funzionare, questa interoperabilità tra sistemi, deve funzionare in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività ed ecco qui il punto di aggancio con la cooperazione applicativa. Quindi il sistema pubblico di connettività, anche questo normato dal codice dell'amministrazione digitale, è quel sistema che ci consente appunto di far dialogare tra loro i sistemi. Qualcuno di voi sicuramente si ricorderà la vecchia RUPA, la rete unitaria della pubblica amministrazione. L'SPC, il sistema pubblico di connettività, è l'evoluzione di quella vecchia RUPA. Quindi non solo però da un punto di vista tecnologico, cioè non stiamo parlando soltanto di reti, di infrastrutture, ma siccome stiamo parlando di una rete che deve essere aperta a tutti gli enti e i cui servizi devono poter essere erogati anche da fornitori, da operatori commerciali diversi, contiene tutti gli atti e le disposizioni normative che regolano l'SPC contengono tutta una serie di dettami, non solo tecnologici, ma anche di linee guida di organizzazione. Ci sono dei soggetti che devono presiedere e governare allo sviluppo e all'evoluzione dell'SPC, standard e indicazioni operative per tutte le pubbliche amministrazioni. Evidenzio il fatto di come l'SPC abbia una natura federata, policentrica e non gerarchica, cioè tutte le pubbliche amministrazioni parlano con tutte le altre pubbliche amministrazioni
e anche l'ultimo, sul punto C, cioè lo sviluppo del mercato. Il codice dell'amministrazione digitale detta una serie di regole a cui tutti i fornitori che vogliono contribuire, quindi tutti i fornitori che vogliono entrare nel giro dell'SPC devono rispettare. Dicevo, non solo reti però, cioè sull'SPC ci sono molti servizi che vengono erogati e in particolare un capitolo importante dell'SPC è dedicato alla cooperazione applicativa, cioè quelle regole che consentono non soltanto di connettere fisicamente le reti e gli uffici, ma anche di far scambiare le informazioni e quindi interfacce e quindi standard di descrizione dei dati e quant'altro. Quindi si passa a parlare da sistema pubblico di connettività a sistema pubblico di cooperazione, con l'acronimo SPCOP che abbiamo già visto in qualche slide precedente. L'articolo 78 dice una cosa importante, e cioè che l'utilizzo di questi standard non è un vezzo, non è una cosa che se vogliamo facciamo perché abbiamo la passione per le tecnologie, è un obbligo di legge. Cioè le pubbliche amministrazioni nel progettare i propri sistemi informativi devono rispettare questi standard e devono pensare alla possibilità di far interoperare i propri sistemi secondo questi standard. Questo non lo vado a ripetere, è già stato detto, semplicemente come avviene questo scambio informativo? Avviene attraverso i meccanismi previsti dal sistema pubblico di connettività e di cooperazione. Cosa facciamo in Regione Veneto? Allora, l'abbiamo già detto, lo ribadiamo, la cooperazione applicativa serve a far parlare tra loro i sistemi informatici, non le persone. E qui anticipo una cosa su cui dopo magari facciamo anche qualche approfondimento e qualche battutina, è diverso dalla PEC. La PEC serve per far parlare le persone, gli esseri umani. La cooperazione applicativa serve per far parlare tra loro i software e la distinzione è fondamentale. Come funziona la cooperazione applicativa? Facciamo il parallelo con il servizio postale, quello tradizionale, la PEC per il momento lasciamola da parte. Quando io devo scrivere un documento, una lettera, devo rispettare determinate regole, per cui innanzitutto ci sono delle convenzioni che tutti ormai conosciamo, devo usare una busta, un francobollo, devo indicare il mittente e il destinatario, e c'è un sistema che è predisposto a fare in modo che la mia comunicazione arrivi a destinazione, e questo è il sistema postale. Poi mittente e destinatario sono gli unici soggetti che entrano nel merito del contenuto della lettera. Il sistema postale non interessa e non può vedere il contenuto della lettera. Ma è chiaro che se io devo scrivere, interloquire con un collega della pubblica amministrazione slovena, per esempio, dovrò usare un linguaggio comune, dovrò usare l'inglese. Se non so l'inglese ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a tradurre il messaggio che devo trasmettere. Quindi quello che metto all'interno della busta deve essere, deve utilizzare anche in quel caso delle regole, degli standard per poter essere compreso dal destinatario. Cosa avviene allora da un punto di vista informatico? Abbiamo un sistema che è il sistema pubblico di connettività e il sistema pubblico di cooperazione che vedete rappresentato qua dentro, che consente di allacciare fra loro un sistema informativo A con un sistema informativo B. Poi magari facciamo anche qualche esempio, così la cosa è più chiara. La novità, voi mi direte che problema c'è, ci scambiamo un dischetto, ci scambiamo un file in un formato prestabilito e la comunicazione la facciamo lo stesso. È vero, questo è verissimo, è anche vero però che questo sistema che è normato, che è regolamentato dalla legge italiana, è un sistema che vale per tutti, quindi non dobbiamo metterci d'accordo su protocolli, su formati, su quali messaggi invocare e non invocare, dobbiamo soltanto metterci d'accordo sul contenuto. Quindi se io trasmetto un dato catastale devo mettermi d'accordo attraverso altre regole e altri standard in modo tale che quel dato venga compreso dal destinatario. Quindi vedete qui continua l'analogia con il sistema postale. Anche il legislatore ha introdotto il concetto di busta
Chiaramente questa non è una busta fisica, è un file XML che rispetta determinati standard e determinate regole. Però è stato anche nei documenti tecnici, si parla proprio di busta di eGov per descrivere come viaggiano i messaggi tra le due porte di dominio. Che cos'è una porta di dominio? È un pezzettino di software che deve essere realizzato anche questo secondo determinate specifiche, normate e pubbliche, un pezzo di software che può essere sviluppato da una software house qualsiasi, perché, ripeto, le specifiche sono note. Ne esistono anche versioni open source che uno si può scaricare e installare a casa propria. Quello su cui ogni pubblica amministrazione deve concentrarsi è il formato dei dati e l'allacciamento, quindi l'integrazione con il proprio sistema informativo. Facciamo un piccolo esempio così capiamo meglio, e facciamo l'esempio anche paragonandolo con l'utilizzo della PEC. Mi hanno detto che in sala ci sono molti tecnici comunali, per cui se parliamo di sportello unico delle attività produttive penso che ci capiamo tutti quanti al volo. Noi sappiamo che lo sportello unico per le attività produttive prevede l'interazione tra soggetti diversi. Oggi come oggi, e ho visto anche qualche accenno, qualche sorrisino in questa sala, oggi come oggi i nostri sistemi, le nostre reti sono intasate di messaggi di PEC che viaggiano tra un'amministrazione e l'altra, con allegati messaggi spesso piuttosto corposi. E cosa succede? Succede che l'amministrazione che riceve un messaggio di posta certificata deve prenderlo, protocollarlo, scaricarsi gli allegati, guardarseli, diciamo, interpretandoli, eccetera, e poi andare, se ha un proprio sistema di gestione, andare a inserire la pratica o avviare un procedimento interno per poi rispondere allo sportello unico. Come dovrebbe funzionare se utilizzassimo la cooperazione applicativa? Io, sportello unico, senza uscire dal mio applicativo, dal mio sistema gestionale, schiacciando un bottoncino invio la pratica, invio la richiesta di parere all'amministrazione B o l'ufficio B della medesima amministrazione. Immaginate il SUAP che invia una richiesta di parere ad un ufficio di un'ASL piuttosto che di un altro ente. Questo secondo ente non deve aprirsi una PEC, salvarsi gli allegati sulla propria postazione, caricarli da un'altra parte, ricopiare a manina delle informazioni. Si trova direttamente dentro il proprio applicativo la pratica con eventualmente i file, o meglio ancora un link ai file che vengono memorizzati in un punto unico, per esempio un gestore documentale, e quindi senza duplicare le informazioni, senza doverle trascrivere o altro, procede a fare la propria istruttoria. Quando l'ha terminata, schiaccia un altro bottoncino e sempre attraverso la cooperazione applicativa il proprio parere viene restituito allo sportello unico. Ma questo, se ci pensate, potrebbe e dovrebbe funzionare in molti altri casi. Abbiamo delle norme che dicono che noi non dobbiamo chiedere al cittadino dei dati, delle informazioni di cui la pubblica amministrazione è già in possesso. Mi viene l'esempio del DURC. Non dobbiamo scrivere una lettera all'INPS per richiedere l'emissione del DURC relativamente ad un'azienda. Dovremmo anche in questo caso dal software di contabilità, per esempio, perché devo fare una liquidazione, cliccando su un bottoncino richiedere se quell'azienda è in regola con il pagamento dei contributi e ricevere un messaggio attraverso la cooperazione applicativa che mi dice sì, è in regola oppure no, non è in regola. Tecnicamente queste cose si possono fare. Perché non vengono fatte? Perché ovviamente bisogna fare un piccolo sforzo iniziale di analisi del problema, di quali dati dobbiamo scambiarci, fare un accordo di servizio tra le varie amministrazioni, ma fatto questo piccolo passettino, superato questo piccolo scoglio iniziale, tutta la comunicazione successiva è immediata e veloce e consente di raggiungere tutta una serie di vantaggi. Quali vantaggi? Riduzione di tempi e di costi, perché taglio completamente tutta una serie di passaggi intermedi. Aumento la qualità del dato, perché elimino inconvenienti ed errori che si possono verificare nelle fasi di trascrizione delle informazioni, eccetera, di passacarte tra un ufficio e l'altro, e quindi aumento la qualità del dato. Aumento anche la sicurezza, perché riducendo il numero di passaggi e utilizzando delle infrastrutture certificate
che sono nate per fare questo, riescono anche ad aumentare la sicurezza del sistema complessivo. Mantengo l'autonomia perché ognuno fa quello che deve fare, rispetta le proprie scadenze, i propri procedimenti e non deve preoccuparsi di altre cose, di altri aspetti. Abbiamo parlato tanto di norme tecniche, vi cito soltanto velocissimamente queste qui. Il DPCM 1 aprile 2008 è quello che fissa le regole in generale, tecniche di sicurezza ma anche organizzative, per il funzionamento dell'SPC. Qui trovate veramente tutto, è anche interessante da leggere, se non riuscite a dormire alla sera ve lo mettete sul comodino, ogni tanto leggete un paio di articoli e vengono affrontate problematiche, dicevo, anche organizzative, cioè come faccio a essere sicuro che la porta di dominio che mi sono scaricato funziona effettivamente come deve funzionare? Il legislatore ha pensato correttamente anche a questo. Le porte di dominio possono essere qualificate, devono essere qualificate, per cui questo significa che io, amministrazione regionale, per esempio, ho dovuto avviare un percorso di uno scambio di rapporti con DGPA, oggi Agenzia per l'Italia Digitale, che ha fatto proprio una verifica tecnica sulle mie porte di dominio, facendo una serie di passaggi, di test che sono codificati, e alla fine rilascia un identificativo di questa porta e un certificato associato a questa porta. Quindi anche le amministrazioni locali che volessero dotarsi di una porta di dominio qualificata possono semplicemente richiederla alla Regione e, comunicando quindi all'ente nazionale, all'Agenzia per l'Italia Digitale, di utilizzare quella porta con quel certificato. Si risparmia tutto il percorso di certificazione. Cito il progetto ICAR, condotto in ambito CISIS, che è stato citato anche questo prima, che ha sperimentato e utilizzato in 7 ambiti ben precisi, ben specifici, la cooperazione applicativa in ambito interregionale e nazionale. Documentazione tecnica ce n'è tantissima, è tutta pubblica, liberamente scaricabile, andate su questo link ancora sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale e trovate tutto quello che vi serve. Quello che fa la Regione, dal 2003 lavoriamo su questi temi, per cui insomma un po' di esperienza ce l'abbiamo. Nel 2009 abbiamo anche fatto una delibera con la quale sono state definite le linee guida per l'attuazione delle politiche regionali per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, che istituisce anche un centro di competenza che abbiamo battezzato appunto CRESCI, che sta per Centro Regionale per i Servizi di Cooperazione e Interoperabilità. Che cos'è CRESCI? Sono delle persone, c'è un ufficio apposito che si occupa di queste cose, sia per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa in ambito regionale, con gli enti della regione, ma anche per dare supporto ad altri enti, agli enti locali, ai CST, alle province, a chiunque voglia avere delle informazioni e un supporto su queste cose. Quindi il circuito CRESCI è quello che appunto utilizza un'infrastruttura specifica che è stata realizzata dalla Regione Veneto, che è a disposizione di qualsiasi ente. E come funziona questo circuito? Qui insomma vediamo la natura di tipo peer-to-peer di questa rete, dove ogni ente può parlare con qualsiasi altro ente, sia in ambito regionale sia in ambito interregionale. All'interno di ogni ente vediamo quello che raffiguravo prima in una delle slide precedenti, quindi la porta di dominio che si preoccupa di stabilire tutte le connessioni, le comunicazioni con le porte di dominio degli altri enti, agganciata con il sistema informativo dell'ente specifico. Qualche numero, giusto per far vedere che non stiamo parlando soltanto così di teoria, ma anche di cose molto molto pratiche. Qui vedete le invocazioni negli ultimi 12 mesi delle porte di dominio regionali, vedete abbiamo numeri abbastanza importanti, insomma parliamo di milioni e milioni di messaggi che viaggiano tra i sistemi informativi. Quali sistemi informativi? Sicuramente quelli regionali sono molto trafficati, soprattutto per quel che riguarda la sanità, quindi tutte le comunicazioni tra le aziende sanitarie regionali, per quel che riguarda l'anagrafe degli assistiti, la scelta del medico, del pediatra, eccetera. E anche in ambito lavoro, sistema informativo lavoro. Voi sapete che ci sono una serie di comunicazioni obbligatorie che devono essere
presentate al Ministero del Lavoro. Ogni volta che un'azienda assume, licenzia o c'è una mobilità di personale, deve partire una comunicazione che viaggia anche questa attraverso la cooperazione applicativa. Quindi quello che una volta veniva trasmesso per mezzo di fax, per mezzo di lettere, vi lascio immaginare tutti i problemi che poteva generare, oggi viaggia attraverso questi sistemi in modo molto semplice, veloce e soprattutto sicuro e diciamo con un aumento notevolissimo della qualità del dato. Questo invece è un altro piccolo grafico che fa vedere una rilevazione settimanale. Questo sistema è in piedi 7 giorni su 7 e 12 mesi su 12, insomma. Quindi siamo anche orgogliosi, insomma, del fatto che il livello di servizio è veramente elevato. Altre informazioni le trovate a questo indirizzo internet, c'è un piccolo portalino dove potete anche scaricare documentazione, trovare tutti i contatti necessari e basta, ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Sono stato anche nel tempo. Grazie. Ora la parola al dottor Luca Cauduro, funzionario dell'ufficio siti della provincia, che parlerà del polo catastale in provincia di Treviso.